Quali sono stati gli interventi che avete ultimato nella zona colpita dall'incendio? Ma da subito abbiamo pensato a ripristinare una via di comunicazione a presidio del territorio che va più o meno dalla zona di Casaggiori lungo tutto il versante di Punta Basse e insomma su tutti i percorsi poi battuti soprattutto dagli escursionisti. Quindi abbiamo da subito, a soli 20 giorni dall'incendio, sono iniziati gli interventi degli alvei dei Rii, Bardi e Valle Lago. È stata ripristinata la carreggiata stradale, è stato eliminato anche parecchio materiale di rifiuto franato durante l'incendio e le piogge successive e sono state posate anche nuove tubazioni nei tratti sprovvisti. Quindi diciamo che questa via adesso è di nuovo perfettamente percorribile abbiamo voluto dare un primo segnale per ripristinare l'attività, in generale la vita di prima nelle aree colpite dall'incendio. Non può bastare, abbiamo bisogno di altri finanziamenti extracomunali per risistemare l'area. Ecco, quanto avete speso fino ad adesso? Abbiamo speso circa 20.000 euro per questo primo intervento, che è stato un intervento d'urgenza, diciamo, avviato proprio per dare un segnale importante. Però, ripeto, per fare un intervento organico su tutta l'area occorrono ben altri investimenti e occorre una pianificazione che deve essere sovracomunale sicuramente, sopra i due comuni coinvolti, oltre a Sestri anche Casarcia Ligure, e per questo da subito avevamo richiesto al Presidente Toti e alla Regione di porre attenzione nei finanziamenti in uscita al ripristino delle zone colpite da incendi.